Siamo in onda, buon pomeriggio, benvenuto a Loris Basso. Loris Buon Basso, pomeriggio. già sindaco di Cono di Rosazzo, già dirigente della Banca di Manzano, cavaliere al merito per il suo impegno sociale, ambasciatore per la città del vino e duca del Ducato dei Vini Friulani, insomma tante cose. E adesso è subentrato ad Adriano Lucci, quale presidente dell'ente Friuli nel Mondo. Mi fa molto piacere di averti qua, Loris, questo pomeriggio, per questa chiacchierata, per questo incontro. Perché? Perché l'ente dei Friuli del Mondo è un ente che da tanti anni opera nel nostro territorio, ma forse appunto se non hai a che fare non tutti lo conoscono. E poi in questo periodo con l'emergenza sanitaria, diciamo che è stato protagonista in qualche modo anche l'ente Friuli nel Mondo. Quindi io intanto ti lascerei la parola che magari proprio ci illustri questa cosa, questo lavoro che ha fatto l'ente Friuli nel Mondo in questo periodo. Grazie Elena per l'opportunità che mi dai. Noi abbiamo condiviso anche una buona parte di amministratori comunali, quindi assieme, quindi ho avuto il modo di apprezzarti, ma in modo particolare ti ringrazio per queste opportunità che stai dando con queste dirette Facebook di far conoscere il mondo di certe associazioni che alle volte per lo più è sconosciuto, se non ci sono occasioni come queste di capire cosa certe associazioni stanno facendo. L'Ente Friuli nel Mondo ha quasi 70 anni di storia, quindi un'esigenza che è nata ben prima della fondazione della nostra regione, no? Quindi un'esigenza importante perché i friulani all'estero hanno fatto la storia di tante economie, di tanti paesi, in modo particolare dell'America Latina, ma io dico ormai in tutti i 5 continenti del mondo. L'Ente Friuli del Mondo conta oggi più di 20.000 soci che sono organizzati in associazioni locali che sono definiti Fogolars. Ovviamente il Fogolar è il simbolo della nostra famiglia friulana, e ho avuto modo di apprezzare quanto loro il Fogolar ci tengono più di noi. Vedere, ti dico, l'anno scorso in quel di Montevideo, vedere il Fogolar acceso per far bollire l'acqua, per poi fare la polenta. Io, da friulano, non l'ho mai visto in Friuli accendere il fuoco, far bollire sul ciavedal l'acqua per poi cucinare la polenta. Non mi è mai capitato. E loro veramente, ma questa è una casa privata. No, non nell'associazione, cioè nella casa privata, che per loro, quando ospitano i loro più importanti amici, trascorrono un'ora in giro proprio al focolare come simbolo veramente di coesione, ma veramente qualcosa che mi ha toccato. Dicevo 20.000 friulani iscritti al nostro ente, 160 circa gli enti che sono... che ci sono in tutti i 5 continenti, perché rappresentiamo oggi un numero importante della nostra popolazione friulana. Noi abbiamo circa 1.200.000 abitanti, ma il 15%, quindi 180-190.000, sono iscritti all'AIRE, questo albo italiano dei residenti all'estero, e sono solo quelli iscritti. Quindi rappresentiamo 185.000 residenti all'estero, quindi un numero veramente importante. Ma un dato che in questi mesi di cui sono presidente ancora mi fa specie sono il numero dei giovani regionali che si recano all'estero. Sono oltre 3.000 giovani regionali che prendono le valigie forti di un titolo di studio che hanno in mano, pronti a fare tantissime esperienze, anche le più umili rispetto al titolo di studio che hanno, e quindi vanno ad affrontare queste esperienze. Quindi uno dei principali compiti del nostro ente è quello di raccogliere le esigenze dei nostri corregionali, in modo particolare in questo momento dei più giovani, e metterli in contatto con i corregionali all'estero storici, in modo che così, al di là di avere delle esperienze, dei scambi di esperienze di vita, delle scambi di esperienze professionali, essere un punto di ritrovo, no? Non tanto in Europa, perché per andare
a Londra piuttosto che a Parigi o altro, in un'ora vai e torni, non ci sono problemi. Ma tutti i nostri giovani che alle volte magari si recano anche in America Latina. Sappiamo benissimo che oggi in Argentina ci sono oltre 40.000 regionali residenti all'estero. No? Quindi l'Argentina è stato uno dei primi paesi, ovviamente, che le tre ondate, tutte le tre ondate, la prima diciamo la fine dell'Ottocento, poi subito dopo i due conflitti mondiali, quindi sono state le ondate principali dell'emigrazione, e l'America Latina erano la prima meta importante e lontana. Poi ovviamente come numeri abbiamo la Francia, abbiamo la Svizzera, dove ci sono circa 20-25 mila corregionali all'estero, però non dimentichiamo anche il Brasile, non dimentichiamo il Venezuela, un paese in questo momento con delle problematiche altissime, al di là dal punto di vista politico, anche economico, e quindi ci troviamo a gestire tutte queste diverse problematiche che vanno appunto al di là del mantenimento, diciamo, dei valori culturali, identitari, che quelli li diamo per scontati, ma così non lo sono, perché vediamo i genitori, gli avi di questi giovani di seconda e terza generazione, quanto ci tengono a far conoscere la loro cultura friulana, le loro radici. Noi lo diamo per scontato, ma i nostri avi veramente lo richiedono, e quindi al di là di pubblicazioni, video e tutto quello che possono dimostrare ai loro figli e ai loro nipoti qual era la loro terra. Noi lo diamo tutto per scontato, però quando ci rechiamo là vediamo veramente trasferire questa esigenza di far conoscere, e quindi questo è quello che l'ente sta facendo. Io sono diventato presidente a febbraio all'inizio della pandemia, quindi mi è stato bloccato all'inizio, prima di iniziare a fare qualsiasi tipo di attività, qualsiasi tipo di progetto che avevamo in cantiere, perché il Presidente del Consiglio di amministrazione, guidato da Ducci, ovviamente a fine anno aveva organizzato un programma interessante nei diversi aspetti, che vanno dagli aspetti culturali, come ho detto prima, economici e scientifici. Uno dei primi progetti era il progetto Geni Friulani nel mondo, un progetto scientifico molto interessante, che ormai era organizzato e aveva coinvolto diverse organizzazioni da oltre 3 anni, e si doveva concretizzare proprio appunto questa primavera, dove erano coinvolti i ricercatori della SIS e i ricercatori del Burlo Garofano, dell'Università di Trieste e di 2 università brasiliane, con l'intento di andare a cercare in 2 paesi del Brasile, dove c'erano segnalati degli antenati dei primi emigrati friulani che non hanno avuto nessuna contaminazione con altre popolazioni, perché in questo paese alle volte hanno fatto crescere la loro famiglia rimanendo fra friulani, quindi il sangue non si è mischiato, e quindi c'era la ricerca, questi ricercatori scientifici dovevano ricercare appunto questi DNA particolari che dovevano essere utilizzati per scoprire le cause di diverse malattie che noi friulani forse abbiamo più di altra gente in Italia, in modo particolare sull'udito, che hanno scoperto appunto che noi friulani abbiamo dei geni particolari che causano delle malattie, e quindi questo valore di ricerca era un valore di una ricerca scientifica importantissimo. Un altro progetto erano i valori identitari e imprenditorialità con Confindustria e l'Università di Udine, quindi davamo ospitalità a diversi giovani laureati che potevano fare delle stage in Friuli e in diverse aziende regionali, per scambiare questi rapporti professionali, per far sì che poi questi rapporti professionali potevano far sfociare alle stesse imprese regionali, di far sfociare delle opportunità di condivisione di attività economica anche in questi paesi, perché ovviamente quale migliore veicolo
può essere il giovane che ha fatto un'esperienza in Friuli, ha conosciuto delle industrie, delle imprese, ma così anche con Confartigianato, quindi attività artigianali, e che quando loro magari nel loro paese potevano sviluppare un'attività che poteva essere propedeutica a dei rapporti di lavoro interessanti. No? E quindi ecco che questi valori identitari, al di là dei valori identitari culturali, che quindi veniva data l'opportunità a questi giovani di visitare, perché il progetto era circa di 6 mesi, 7 mesi, quindi visitare la regione, conoscere i loro valori identitari, ma dare questa opportunità di sviluppo imprenditoriale e di collegamenti per noi molto interessanti. Quindi questi sono progetti veramente che di uno standing veramente elevato, quindi l'attività che viene svolta ogni anno sono dei progetti che vengono premiati dalla Regione, perché noi, uno dei primi ovviamente finanziatori dell'Ente Friuli del Mondo, così di altri organismi dei corregionali all'estero, è finanziato da un capitolo di spesa regionale. Noi abbiamo però altri importanti soci fondatori dell'ente, e mi riferisco alla Fondazione Friuli, mi riferisco al Comune di Udine. Diciamo, l'Ente Friuli nel mondo rappresenta quello che era il Friuli storico, quindi le province di Udine, Gorizia e Pordenone. A questi fondatori storici si sono uniti altri comuni, si è unito la Confindustria, Confartigianato, si è unita le università di Udine, però ovviamente anche la scuola Mosaicisti. Ecco, la scuola Mosaicisti di Spilimbergo, che è un fuori all'occhiello. Un altro progetto che noi dovevamo fare proprio in Brasile quest'anno è sviluppare della formazione di docenti di mosaico. No? Perché noi abbiamo un fiore all'occhiello che alle volte viene dimenticato o trascurata, però è stata la prima scuola in Italia a riaprire quest'anno dopo il Covid, e fonda e sforna degli studenti con dei titoli di studio che da subito li mettono ad avviare delle professionalità. Non mi risulta che nessun studente che è uscito dalla scuola Mosaicisti oggi non svolga il lavoro perché non ha trovato questo sbocco. E quindi riuscire a collaborare con altri enti, altre istituzioni a livello internazionale è fondamentale, importantissimo. Lo stesso discorso con il convitto Paolo Diacono di Cividale, quindi dare l'opportunità a tanti minori a questo punto che non vengono in vacanza, ma fanno l'Erasmus all'incontrario e vengono a studiare da noi, e quindi vengono ospitati in questa magnifica struttura che è il convitto. Quindi diverse tipi di attività, quindi ogni giorno sono impegnato, perché se c'è tanta progettualità, c'è tanta richiesta, c'è tanta attività, voglia di fare, che viene riconosciuta. Ma sì, io adesso riallacciandomi proprio alle opportunità che hanno i ragazzi, voglio ricordare che dal 2016, grazie a voi, il comune di Cormons ha potuto beneficiare di quel bellissimo progetto che è Avellaneda, no? Avellaneda di Santa Fe, quindi me lo ricordo molto bene perché allora ero assessore e avviai con grande entusiasmo questo progetto, per cui fu coinvolta oltre alla regione, l'Ente Friuli del Mondo, anche Cormons. E tantissimi ragazzi cormonesi hanno potuto beneficiare di questa opportunità, e devo dire che veramente un grazie, perché sono tornati a casa entusiasti, avendo potuto anche apprendere una lingua che è lo spagnolo, e devo dire che è stata un'esperienza molto costruttiva, e speriamo che dopo questo coronavirus si possa riprendere questo tipo di esperienze che sono fondamentali per i ragazzi. Sì, sicuramente. Purtroppo ci sono adesso, pensa tu che appena diventato presidente, il mio primo problema era quello di far rincasare 40 argentini che erano al convitto e non c'erano più voli. La scuola doveva chiudere e quindi noi dovevamo a questo punto cercare di riportare a casa questi ragazzi. Siamo riusciti tramite diverse amicizie a portarli a Roma con dei pullman a prendere l'ultimo volo che c'era per l'Argentina.
quindi ci sono delle difficoltà, però quindi un'esperienza anche per loro è importante. Un'esperienza, quella del coronavirus, che al di là dei rapporti, chiamiamoli, io voglio dire ancora umani, perché anche se non ci sono dei rapporti di persone, anche rapporti in streaming come abbiamo adesso, veramente ci hanno permesso di coltivare ulteriori esperienze uniche. Altre esperienze sono quello di condividere le opportunità che abbiamo avuto con i nostri corregionali all'estero, a Shanghai piuttosto che a Hong Kong. Mi riferisco a questi aiuti umanitari che i nostri presidenti, le nostre associazioni in questi paesi hanno ritenuto opportuno aiutarci a sostenere quello che erano le prime problematiche delle mascherine. No? Grazie prima di tutto al presidente Luci di Shanghai e poi dallo stesso Cicigoi che è diciamo un originario goriziano e oggi ha una casa proprio in comune di Cormons. Siamo riusciti tramite loro a portare centinaia di migliaia di mascherine che non sono state solamente distribuite negli ospedali regionali, ma sono state anche distribuite alle nostre comunità, in modo particolare a Cormons, Capriva, Corno, piuttosto che Magnago. Quindi ci sono stati degli aiuti importantissimi e tramite questi aiuti, io dico umanitari, perché sappiamo benissimo quanto i nostri corregionali all'estero in certe difficoltà hanno sostenuto e sono stati sensibili ai bisogni diciamo della loro terra. Non dimentichiamo nel 76, durante il terremoto, quante rimesse, quante scuole sono state realizzate con le rimesse degli immigrati. Si parla che oltre il 30% di quello che ha raccolto la protezione civile durante la tempesta Vaia sono state dati dai nostri corregionali all'estero. Un altro esempio che mi piace ricordare è il Fogolar Furlan di Monaco di Baviera, che dovevo inaugurare al mese di maggio, e mi auguro di inaugurarlo quest'autunno. E i ragazzi di Monaco di Baviera hanno fatto una sottoscrizione fondi importante e l'hanno donato all'ospedale di Udine. Quindi veramente ci sono dei rapporti umani impressionanti. L'opportunità che dicevi tu dei giovani di condividere queste esperienze, noi avevamo decine di progetti quest'anno con diverse scuole, con diversi organismi, diverse organizzazioni che purtroppo sono saltate tutte, ovviamente per ovvi motivi. Lo stesso discorso della convention annuale. Tradizione vuole che la convention annuale venga fatta l'ultima settimana di luglio, dove ovviamente è l'opportunità per gli immigrati del mondo ritornare durante le vacanze a visitare le loro seconde case, a invitare a visitare i loro parenti, e quindi ogni anno viene fatta questa convention che quest'anno era prevista in quel di Osoppo, in ricordo di Ottavo Valerio, che è stato uno dei primi presidenti dell'Ente Friuli del Mondo, ma se non altro uno dei più longevi. Abbiamo atteso fino all'ultimo per capire se potevamo o non potevamo, però riunire, e qui devo ringraziare la Fantoni di Osoppo per quanto riguarda il pranzo sociale, dove si prevedeva quasi 1000 persone ed era quasi impossibile riuscire a organizzare un evento del genere, che ovviamente il Consiglio di amministrazione, che ringrazio, nella seduta dell'8 giugno ha ritenuto di rinviare comunque al prossimo anno. Quindi il prossimo anno la convention dal vivo verrà fatta ovviamente a Osoppo. Perché dico dal vivo? Abbiamo ritenuto comunque mantenere, per non saltare un anno, mantenere la tradizione. Il 25 giugno verrà fatta la convention mondiale in streaming, in diretta, dove Telefriuli ovviamente l'emittente lo trasmetterà in tutto il mondo. Ci saranno ovviamente l'occasione per portare i miei saluti, i saluti ovviamente del sindaco di Osoppo, perché quella comunità in quella data ha inteso intitolare la sala consigliare proprio a Ottavio Valerio.
che è stato uno dei padri fondatori, oltre il Ducato dei Vini Friulani. Perché Ducato dei Vini Friulani? Io sono anche duca del Ducato dei Vini Friulani da 4 anni ed è una coincidenza perché lo stesso Ottavio Valerio, quando è stato presidente dell'Ente Friuli nel mondo, è stato anche negli anni 70 anche il primo presidente del Ducato dei Vini Friulani. E Ottavio Valerio, da presidente dell'Ente Friuli nel mondo, si è reso conto che i nostri Fogolar Furlan potevano essere, e sono tutt'oggi, come ho detto prima, i nostri ambasciatori nel mondo, in modo particolare in questo caso dell'economia. Negli anni 70 gli imprenditori vitivinicoli storici, dico dai Feluga, dai Valle, dai Collavini, quindi gli imprenditori storici avevano iniziato da pochi anni a imbottigliare. Il loro vino arrivava in etichetta a Milano, forse a Roma, no? Ma all'estero difficilmente. E quale migliore occasione? Individuare gli ambasciatori, i Fogolars Furlans, e quindi non c'era, ricordiamoci che negli anni 70 non c'erano le camere di commercio, non c'era l'ERSA, non c'era promoturismo, quindi non c'erano tutti questi enti che oggi fanno promozione di mestiere, di commercializzazione di mestiere, quindi rappresentano le nostre attività, le nostre imprese, in questo caso vitivinicole, all'estero, che oggi lo fanno di mestiere e quindi sono organizzati, hanno del personale. Allora i nostri i primi produttori di vino cominciavano a imbottigliare negli anni 60-70 e finalmente imbottigliando il vino potevano cominciarlo a esportarlo e quindi lì io vedendo nella storia i primi voli charter, il primo volo è stato fatto proprio nel 72 a inaugurare il Fogolar Furlan di Toronto, un aereo pieno, un volo charter penso di un'ottantina, un centinaio di vignaioli regionali sono andati a Toronto, in Canada, e poi in Sudafrica, e poi ovviamente in Argentina, e poi in Australia. Quindi veramente avevano queste occasioni uniche per andare a promuovere il loro vino. Quindi se il vino dei nostri produttori, di quelli io dico più lungimiranti, e lo troviamo in giro per il mondo, e magari in Canada e magari in certi paesi, gran merito è dell'Ente Friuli nel mondo e del Ducato dei Vini Friulani, perché se allora il Ducato dei Vini Friulani non avesse provveduto appunto a promuoverlo, forse saremmo arrivati, ma non magari con quella intensità che oggi ci sono. L'anno scorso, proprio per l'ente come Ducato, ho rappresentato i produttori dei Colli Orientali e del Collio, li ho rappresentati sia a Montevideo sia a Buenos Aires, dove come Ducato solitamente il presidente del Fogolar Furlan è anche il conte della contea del Ducato dei Vini. Quindi abbiamo messo una stellina. Siamo andati l'anno scorso a dicembre, abbiamo inaugurato il Fogolar Furlan di Malta. E anche ovviamente cioè, a Malta, che è lì, a un tiro di schioppo, no? Sì. Vedere quanti giovani friulani ci sono e tutti che lavorano, ma anche in posizioni apicali, ma anche in posizioni importanti della cultura, come accompagnatori turistici, come dirigenti dei musei. Ho conosciuto una ragazza che ci ha accompagnato a visitare le mura della città ed è la responsabile di coloro che appunto ci portano delle guide, ed era di Tarcento. E lei, ecco, era di Tarcento, ma parlando, lei sapeva che erano italiani, quando ci ha sentito parlare in friulano, ma dito l'aceto, no? Io dico, una ragazzina di 30 anni che ha vinto un concorso europeo, perché c'era un concorso europeo dove cercavano la dirigente delle guide turistiche della città di Malta, ed è di Tarcento. Ma lei mi dice, quanti giovani abbiamo qua, friulani a Malta? E lì abbiamo fatto il Fogolar Furlan, hanno costruito il Fogolar Furlan, mi pare sono già una cinquantina di friulani,
che lavorano e si trovano. Adesso dobbiamo vedere di fare, ovviamente, perché sono dati importanti, quindi di raccogliere le motivazioni e questo e quest'altro, quindi svilupperemo un'attività e dall'attività del Fogolar Furlan riuscire a essere presenti anche con vini friulani. A Malta ci sono pochissimi vini friulani, ovviamente è più comodo il vino siciliano piuttosto che i vini, diciamo, meridionali, ed è più facile, però i vini friulani si stanno introducendo oggi grazie a Fogolar Furlan, perché quando il friulano magari va nel ristorante Preselto, eccetera, e comincia a chiedere il vino friulano e non c'è, magari anche al ristorante dice ok, dai, fammi mandare giù qualche cartone e cominciamo, e lì cominciano a introdursi, diciamo, queste ricerche, quindi è piacevole, è È piacevole. molto piacevole, Sì, perché sì, sì. è proprio bello, perché è un modo per i giovani e comunque le nuove generazioni di poter fare anche delle esperienze importanti all'estero. Chiaro che ti dispiace che tu devi andare a cercarti il lavoro all'estero, però potrebbe essere legato anche a un momento importante della tua formazione professionale, che poi questa esperienza la puoi portare anche qua, no? Chiaramente. Ma Però è un guarda, arricchimento enorme. sì, unico. Poi Malta, così la Valletta o altri, sono a un tiro di schioppo in aereo da Treviso, in 3 quarti d'ora vai e torni in giornata, che non ci sono problemi, stai allo stesso tempo che andare a Milano. No? Mhm. Però se in Italia, e questo purtroppo mi spiace, certe tipologie di lavoro, in modo particolare nella cultura, non sono Sì. valorizzate, e queste stavano andando avanti di stas su stas, di contratti a tempo determinato, e l'altra parte invece ti assumono e c'è lavoro e c'è sviluppo, sei lì, ovviamente quello che anche lei dispiace, però dice ma vado su una volta ogni 2 mesi, 3 mesi, un fine settimana te lo prendi e vieni su, quindi non ci sono, però piacevole vedere questi ragazzi che si fanno ben volere, come ho detto prima, a differenza purtroppo, ma neanche a differenza purtroppo, dei nostri avi, quando negli anni 40, 50 andarono per i primi in America Latina, quantomeno andavano con mestiere. Mhm. Andavano con mestiere, tutti andavano con mestiere. Era difficile. Guardiamo i grandi imprenditori, da Collavino a Bertoluzzi, quanti imprenditori sono andati solamente con le scuole tecniche della terza media, l'avviamento professionale, sono andati da muratori e sono diventati i più grandi imprenditori, hanno costruito le più grandi costruzioni, i più grandi grattacieli, sia in Canada piuttosto che in America, quanto si sono fatti valere. Ed è quello il bello, quando vai in giro e ti dicono che sei friulano, in giro per il mondo tutti dicono abbiamo lasciato un buon segno. E questo è lo spettacolo. Ma poi andare, ti dicevo, in queste sedi, a Buenos Aires. A Buenos Aires, in centro Buenos Aires, c'è il più grande palazzo che è di proprietà del Fogolar Furlan, delle rimesse dell'estero. Lo stesso Buenos Aires ha un altro Fogolar Furlan che si chiama di Castelmonte, Madonna di Castelmonte. Ah, Ecco, pensa tu che un parroco è partito ovviamente Castelmonte. da Cividale del Friuli, dopo aver fatto l'insegnante all'istituto professionale di Cividale, si è recato appunto a Buenos Aires perché era una sua missione, ha costruito qualcosa, cercava ovviamente, una sua missione era quella di recuperare i giovani, ma lui non ha fondato una casa per ospitarli, per dargli da mangiare, ha costruito assieme alle rimesse e assieme all'operatività dei nostri friulani uno dei più grandi istituti tecnici professionali a Buenos Aires. Pensa. E quindi copiando l'Istituto Tecnico Professionale di Cividale. Lui adesso sta dando lavoro a centinaia e centinaia di ragazzi che fanno quindi una scuola riconosciuta, quindi riescono a dare la formazione professionale, ma professione professionale che va da parrucchiere a elettricista, a muratore, a panettiere, quindi tutte queste tipi di attività lui quindi riesce
padre Snidero, riesce a formare tantissimi ragazzi e dargli in mano un titolo di studio, perché solo col titolo di studio poi potranno andare avanti e ovviamente avere successo nella vita e non dare solamente la carità fine a se stessa. Lui dal primo giorno ha voluto costruire questa scuola e assieme, mi diceva sempre, i friulani il sabato e la domenica andavano da lui ad aiutare a costruire questa scuola. Un esempio unico, ma adesso avrà, penso, una trentina di istruttori suddivisi in tutte le classi di formazione con titolo di studio professionale riconosciuto dallo Stato brasiliano. Una cosa molto bene. Una cosa molto bella. E sono andato a visitarla, guarda, una cosa unica. Prima ha costruito la scuola e solamente dopo decine d'anni ha costruito la chiesa. Ah, ecco. Ha pensato al lavoro da friulano. Ha pensato al lavoro, ma ha pensato di dare un'opportunità di lavoro, di sviluppo a questi ragazzi. E quindi tutti questi ragazzi sono usciti con titolo di studio. Una cosa bellissima. Bellissima, una cosa unica, ed è un friulano, questo padre Snidero, che è originario appunto di Cividale, di Corno di Rosazzo, ma siamo andati a visitarle, quindi sono esperienze uniche e veramente uniche, e quindi sono veramente così, da una parte con, diciamo, quei produttori di vino, da una parte con gli industriali d'artigianato, dalla parte con esempi come padre Snidero, i friulani si stanno veramente mettendo in mostra e ci sono queste relazioni importanti. Io dico sempre, alle volte, per quanto nei rapporti che ho con la regione, l'Ente Friuli ha un obiettivo, è quello di, al di là della promozione del Friuli in se stesso, la produzione economica, però noi siamo capaci, con le nostre relazioni internazionali che abbiamo, di essere il braccio operativo della nostra regione. Vero. Questo è importante. Siamo un braccio operativo perché riusciamo ad avere dei contatti che alle volte le istituzioni non riescono a avere. Un altro esempio, ti parlavo prima della crisi che c'è in Venezuela. In Venezuela c'è un'importante crisi umanitaria e tramite non c'è neanche l'ambasciata, che quantomeno non è riconosciuta, e quindi abbiamo tanti friulani che hanno delle problematiche anche di salute oltre che economiche. E un paio di anni fa siamo partiti con un progetto umanitario per cercare di sostenerli inviando dei generi alimentari, ma quelli non arrivavano neanche in aeroporto. Ecco, non arrivavano neanche in aeroporto. A questo punto l'idea degli uffici è stata quella di inviare delle medicinali, perché c'è tanta esigenza, quindi noi ci facciamo inviare il passaporto del malato, la richiesta medica del medico che lo cura, quindi noi inviamo dei medicinali direttamente a casa del nostro corregionale che ha queste necessità. E fino a gennaio stava andando abbastanza bene, con dei costi immensi, perché solo di DHL, di trasporto, eccetera, però erano dei medicinali salvavita che là non riuscivano a reperirli. Mi sono trovato invece adesso con delle problematiche che le spedizioni aeree hanno difficoltà anche a spedire, quindi abbiamo dovuto trovare dei spedizionieri interni, ma il problema principale è che le spedizioni aeree arrivano nella città. Per arrivare poi nel paese non c'è nessuno che trasporta, perché neanche la stessa familiare dello stesso malato non ha i mezzi finanziari, perché non trova la benzina alla macchina, non ha neanche la possibilità di fare benzina per andare in città a prendere nella sede appunto delle spedizioniere, di prendere i medicinali. Di conseguenza non riesce neanche a recarsi in città per lavorare, perché non può muoversi. Quindi ci sono delle problematiche innumerevoli. Uno dei miei ultimi impegni è stata la scorsa settimana di sostenere un taglio cesareo a una mamma del Pordenonese che dovevano fargli l'operazione e ovviamente l'ospedale non avrebbe sostenuto la spesa
la famiglia non aveva i fondi. Ti parlo di un taglio cesareo in clinica, ti parlo di $2.600, che per noi non sono niente, per loro è una cosa inumana, e siamo riusciti a sostenere queste spese. E adesso tramite l'EFA di Lignano, che ha donato dei reni artificiali, le dialisi, e quindi adesso dovremmo portare a termine un progetto per spedire 7 reni artificiali in un ospedale, chiamiamolo italiano, appunto in Argentina, in Venezuela, dove questi reni artificiali potrebbero sicuramente salvare la vita. Adesso vediamo se riusciamo a portarli per dotare gli ospedali di quelli macchinari necessari salvavita. Quindi ecco, l'ente Friuli nel mondo cosa anche fa, quindi interventi di caratteri umanitari importantissimi. Benissimo. Senti, intanto ci hanno raggiunto qui, oltre dei concittadini cormonesi come Caterina Liberato e Gianluca Aloisi che ci salutano, ma anche dal Fogolar di Buenos Aires, da quello di Milano e anche da New York che ti salutano. Bello, bello. È un piacere. Io vorrei abbracciarli tutti, era mia intenzione andarli a trovare, ma ci sarà l'occasione. Io difatti con questi fogolar, approfitto che mi stanno sentendo, più di qualcuno vorrei, appunto, gli chiederò un'intervista magari brevissima, in modo che in occasione del convegno a Dosoppo a fine luglio, quindi purtroppo loro non potendo venire, però gli chiederò un piccolo intervento, un piccolo saluto in modo da condividere e quindi fare bene o male anche questa prima convention in streaming, visto che quella dei Funtas di Fur di Buenos Aires è andata benissimo. Vediamo se riusciamo a fare una convention in streaming che sono sicuro che riuscirà bene. Ma io ho notato che proprio queste persone hanno l'entusiasmo per le loro terre, la loro radice, la loro lingua, no? Sì. E io dico, ecco che qui si ritrova la vitalità dell'appartenenza, la vitalità della lingua, perché noi diamo per scontato e magari si pensa che la nostra lingua friulana sia una lingua in più che non serve neanche più di tanto coltivarla. Invece io credo che sia fondamentale proprio perché c'è questo legame, questa cosa che ci rende unici, ma chiunque è portatore, diciamo, di una sua cultura e la lingua fa parte di questo, per me è fondamentale. Cosa ne pensi tu? Ma non solamente, sicuramente la lingua è uno degli aspetti fondamentali. Un aneddoto, l'anno scorso, adesso mi pare, non mi ricordo se a Montevideo o Buenos Aires, siamo arrivati a trovare, allora, 2 aspetti. Prima di tutto i giovani che ci tengono e gli amici di Buenos Aires nella loro sede fanno corsi serali frequentantissimi in friulano, che da noi non li fai neanche se li paghi. Invece fanno dei corsi, Baschera e sua moglie e tutto il gruppo sono una cosa unica, per quello dicevo prima, sono certi presidenti che fanno l'associazione. Perché ti mancano quel tipo di presidente con la loro caratteristica, però non è facile rimpiazzare chi lo fa veramente con questo spirito di servizio. Quindi ringrazio tutti i presidenti del Fogolar Furlan che dedicano il loro tempo, coinvolgono la loro famiglia, non hanno, è vero, difficoltà a trasmettere ai loro figli la loro identità, perché se la fanno propria. E in quello dell'aspetto del trasmettere la loro identità, quando sono arrivati, mi piace giocare a morra, e giocando con un friulano, adesso non mi ricordo, comunque era un friulano, mi pare di Pordenone, che però ha fatto militare a Cormons, aveva 85-87 anni e suonava, guarda caso Cormons, e suonava la fisarmonica. E lui ha detto, vessi ghost di fare una partita di more, che canorivi, no? Giocato a Morra. Abbiamo messo a giocare a Morra una ragazzina che avrà avuto 16 anni, è venuta vicino, Puedio Zuanceo,
Ecco, Pensa tu, in questa famiglia alla ragazzina di 16 anni gli hanno fatto il piacere, al di là di insegnare, di capire o di imparare la loro lingua madre, anche a giocare a Mora, quindi giochi tradizionali friulani, che qua difficile, se non impossibile, trovare un giovane che gioca a Mora se non nei certi paesi. Va in città, a Udine e altre parti, è ancora impossibile. E quindi trovare questa identità. Ma quando siamo riusciti in queste 2 convention, abbiamo portato un po' di vini nostri e ovviamente io mi sono messo a messere il vino sui tavoli. Non c'era un tavolo che non ti fermavano e ti chiedevano di Dulaise, fammi viodi, il paese, io sono stato, cioè una cosa unica, unica. Anche se poi gli chiedevi, ma sei stato in Friuli? Ma sì, sono stato in Sfa, quindi non è... Gran parte è riuscito a trovare il tempo, la disponibilità finanziaria di recarsi in Friuli. E quindi non è che gli manchi da 30 anni, però il cuore ti rimane, e queste sono state delle emozioni grandissime per me, emozioni grandissime. Capire, ci hanno accolti come se fossimo gli ambasciatori, come se fossero il loro padre, tutti. Bello, bellissimo. Tutti, i loro genitori, tutto, una cosa bella. Bellissimo, bellissimo. Senti, allora manca ancora qualche minuto. Volevo chiederti progetti futuri, quindi questo Covid ha un attimino bloccato, però prossimo futuro, anche perché io so che nella nostra regione ci sono diversi enti più o meno che, cioè, che adesso, diciamo, si occupano delle stesse tematiche, comunque. Però voi avete un ruolo fondamentale, importantissimo. Qual è il futuro? Come lo vedete dopo questa emergenza sanitaria? Come riprenderà? Con che slancio potrà riprendere l'attività? Allora, diciamo che sia noi che gli altri corregionali ci siamo trovati anche la scorsa settimana, perché abbiamo diversi progetti, così definiamoli, condivisi, che quindi assieme agli altri corregionali li stiamo svolgendo. E c'è una progettualità che ovviamente, la progettualità di quanto riguarda il rapporto umano, quindi il movimento interpersonale delle persone, ovviamente in questo momento è fermo. La progettualità che avevamo in piedi per questo autunno, per il momento non l'abbiamo sospesa, perché ci auguriamo che almeno qualcosa si riesca a fare. Gran parte dell'altra progettualità riteniamo di farla comunque, perché noi non ci siamo mai fermati un attimo, e qui devo ringraziare anche i collaboratori che ho in sede in Via del Sale a Udine. Tutti i collaboratori anche da casa hanno continuato a mantenere vivi i rapporti quotidianamente. Dobbiamo tenere presenti che ci sono anche dei fusi orari. Esatto. E quindi qualcuno si doveva magari alle 4 della mattina, piuttosto di alzarsi, mantenere il rapporto, e quindi non si sono mai staccati dalla loro attività, dalla loro, diciamo, mission importante. Quindi c'è stato questo tipo di rapporto, e quindi li ringrazio. Il problema oggi, che a differenza di 2 mesi fa, è che questa pandemia purtroppo si sta spostando nei paesi che fino ad oggi magari non era ancora così grave, in modo particolare l'America Latina. Diciamo l'America, ma quello che mi preoccupa in più è l'America Latina. Quindi ci sono in questi paesi che queste problematiche forse, speriamo di no, ma possono acuirsi. E quindi certe attività dei quali la nostra progettualità era più incentrata, perché sono quelli paesi dove in questo momento il sostegno, non solo culturale, ma anche economico, sociale, scientifico, noi eravamo deputati a fare, era quella indicazione. Vedremo come farli, li faremo in streaming, continueremo, quindi i programmi difficilmente, al di là dello scambio interpersonale, ovviamente i rapporti dei ragazzi che dovevano venire, diciamo, all'università piuttosto che al convitto, quello è ovvio che sono sospeso, però tutte le attività culturali, le attività di pubblicazione, le attività di ricerca continuano e continueranno. Sicuramente dovremo rivedere la proceduralità, e noi ci siamo dati come scadenza ai primi di settembre per capire cosa
potremmo fare, perché oggi qualsiasi cosa, qualsiasi modifica può essere prematura come può essere inutile, perché oggi non sappiamo come progrederà tutto, diciamo, la problematica. E quindi i primi di settembre ci troveremo per rivedere quale progettualità potremo portare avanti. Io mi auguro gran parte venga portata avanti. E quindi è così, di conseguenza le possibilità del prossimo anno, cioè dobbiamo capire quanto e come certo tipo di attività verrà bloccata, perché se ci manca questo rapporto umano, gran parte diciamo, della progettualità viene meno. Però troveremo il sistema, perché dobbiamo essere vicini e sensibili alle esigenze, come sono stati i nostri corregionali all'estero con il nostro Friuli, al terremoto e quant'altro. Anche noi a questo punto dobbiamo pensare di essere sensibili su questo. Uno dei compiti che dicevo prima, che la regione ci ha affidato come capofila, quello dei termoscanner e quant'altro, una parte della progettualità è prevista per questo autunno di fare una serie di conferenze in streaming fra i nostri imprenditori, artigiani piuttosto che industriali, con i nostri imprenditori friulani che hanno avuto successo nei paesi asiatici, e quindi di creare delle opportunità su questo dramma che è, diciamo, il Covid. Però assieme, riuscirci a mettere insieme, se i nostri imprenditori sono recati 10, 15, 20 anni fa in Asia e hanno avuto successo, possono darci una mano a scambiare delle relazioni che possono essere interessanti per noi oggi, forse perché abbiamo più bisogno, e un domani loro, perché mi auguro che non avranno bisogno, ma delle relazioni economiche interessanti. Beh, io ti faccio veramente i complimenti e ti auguro un buon lavoro. Siamo a 46 minuti. Io direi, se vuoi fare un'ultima battuta, un desiderio che vorresti realizzare come presidente. Ma il desiderio principale è quello che forse si fonda su uno dei miei obiettivi, è quello di coinvolgere i giovani, soprattutto europei, friulani, regionali europei, perché mentre negli altri paesi ci sono le guide dei loro avi, Sì. e quindi sono sicuro che certi valori identitari li hanno, i nostri corregionali in Europa, che questa nuova migrazione magari non è così salda come sono saldi quei valori là. Quindi riuscire a intercettare queste esigenze, questi giovani, far sì che si parlino con i nostri imprenditori, con i nostri corregionali, perché in Svizzera ce ne sono, in Belgio ce ne sono, in Germania ce ne sono, forse in Inghilterra un po' meno, però riuscire a condividere e far rinascere questo amore per i loro focolari, perché è vero che i focolari hanno una storicità e non sono partecipati solamente da generazioni datate, ma riuscire, perché mentre in America Latina, come dicevo, i giovani partecipano a questi focolari, in Europa un po' meno. Però dobbiamo riuscire, nell'interesse generale di tutto, a far sì che i nostri giovani all'estero riescano a risaldare quei rapporti con le vecchie generazioni che hanno fondato i primi focolari e che sono i testimoni della nostra migrazione. Allora continuate a lavorare così, vi faccio le mie congratulazioni anche ai tuoi collaboratori, e a te auguro buonissimo lavoro da presidente, e che adesso possa proseguire nel miglior modo possibile dopo l'emergenza sanitaria. Grazie Loris. Grazie Elena, grazie a Doci Furlanis. Ciao. Mandi. Ciao. Ciao. Ciao.